Si chiude il lungo pomeriggio all'Arcoveggio con questa condizionata sul miglio. Sono in 10 al via sui 1660 metri Zancopé, Zio Roby Spritz, Main, Zeus Stecca, Vassallo, Zumba B. In prima fila Viola Orsini, Zimmerman, Zaidan Best, Zaffiro FB in seconda. Favori in chiusura per Zeus Stecca numero 4, Alessandro Gocciadoro. Alternative principali Zaffiro FB e Zio Roby Spritz, macchina che comincia ad accelerare. In partenza veloci Zio Roby Spritz e Zeus Stecca, i due subito in lotta aperta. Più indietro parte molto bene dalla seconda fila Zimmerman, intanto Zio Roby respinge Zeus Stecca che si accoda in seconda posizione davanti a Zimmerman. Più indietro Main, intanto i 200 iniziali in 13,8 per Zio Roby Spritz che guida dopo 300 metri di gara. Nella scia c'è Zeus Stecca, sono due fra i più attesi. In terza posizione Zimmerman, quarto iniziale intanto che viene completato nell'ordine del 29,3 con Andrea Farolfi che ora cerca di moderare il ritmo. All'esterno c'è Main che progredisce. Main si trascina Zaffiro FB. Terza posizione per Zimmerman e quarta per Zancopé. Percorsi esterne anche Viola Orsini, intanto 45 per i 600 iniziali, in vantaggio Zio Roby. Alla corda c'è Zeus Stecca che segue, poi Main e percorsi esterne con in schiena Zaffiro FB. Gli 800 in 59,9 ha graduato in questo secondo quarto Andrea Farolfi, 36 parziale. Siamo sulla penultima piegata, a metà della quale sempre leader Zio Roby Spritz su Zeus Stecca. All'esterno Main, il chilometro completato nell'ordine dell'1:14 e 7 decimi. Non cambia nulla tatticamente con Main che prova a riproporsi su Zio Roby Spritz, va con maggior convinzione ora Roberto Vecchione su Zio Roby Spritz e si trascina sempre Zaffiro FB. Lungo la corda rimane lì da spettatore interessato Zeus Stecca. Più indietro Zimmerman, 300 scarsi alla conclusione con Zio Roby che allunga. Main che sbotta di galoppo. 3, Main C'è squalificato. Zeus Stecca che può sprintare, sceglie di andare in open stretch. A centropista lo scatto anche di Zaffiro FB. Ultimi 100 metri di gara con Zeus Stecca che si avvantaggia. Zeus Stecca nel finale vince, secondo posto per Zio Roby Spritz, al terzo Zaffiro FB. 29,9 ancora a chiudere, 1,14 il ragguaglio conclusivo. E Alessandro Gocciadoro chiude la giornata all'Arcoveggio con la vittoria di Zeus Stecca, raddoppio quindi in giornata e triplo come allenatore. Andiamo a rivedere le battute conclusive. Zio Roby Spritz si è giocato le proprie carte al comando, ma alla fine non ha potuto nulla contro Zeus Stecca, aveva sgambato benissimo e ha vinto in open stretch, piegando comunque un valoroso Zio Roby Spritz, mentre al terzo chiude Zaffiro FB di galoppo Main sull'ultima curva. È tutto per questa giornata di corsa dall'ippodromo Arcoveggio che ricordiamo con la giornata odierna chiude la stagione autunno e prima parte dell'inverno per la sosta solita, e il prossimo appuntamento è previsto per la metà di febbraio.